Grande applauso, grazie. Allora, accendete qui, accendetemi il circo. Io, guardate, a questo punto per presentare questi bambini voglio al mio fianco Mariella, Sanna, vieni qua al mio fianco. Facciamo un grande applauso. Buonasera a tutti. A questa grande insegnante che, voglio dire, tu e anche le tue colleghe state facendo tanto per far sì che questi bambini, oltre che studiare, facciano anche altro, perché poi quell'altro serve vivere meglio, no? Beh, noi non abbiamo fatto molto, hanno fatto tutto i bambini, perché insomma noi poco possiamo se non abbiamo poi la fortuna di lavorare con bambini così splendidi e anche con genitori così disponibili che sacrificano il loro tempo, sono qua tardissimo ad aspettare che i loro figli si esibiscano e quindi insomma il merito non è sicuramente nostro. Guarda che mica finisce qua, perché poi quando saremo alla fine della serata, voglio dire, i bambini poi dovranno ballare qui insieme a tutti quanti, perché si finisce con Istentales. Balleranno Quindi col pigiama, perché sono bambini piccoli, insomma, voglio dire, rispettiamo i loro tempi. Bene. È già tantissimo, insomma, quello che hanno fatto. Mariella, però questi bambini tu li hai portati anche alla fattoria Istentales più di una volta, per insegnar loro anche come si vive poi in una fattoria come quella della fattoria Istentales. Beh, intanto c'è da dire una cosa, che oggi la rappresentanza non è fatta solo dai miei alunni dell'anno scolastico attuale, che appunto sono quelli di Berchideddu, ma ho riunito anche i bambini di Murta Maria, dove ho insegnato l'anno scorso, e alcuni bambini di Loeri. Questo perché comunque ritengo di essere ancora la loro maestra, nonostante abbia cambiato scuola. Ci manca, certo. E questo certo. è il destino delle insegnanti precarie, che una delle fortune è questa, forse l'unica, di cambiare scuola tutti gli anni. Però sì, sono venuti in fattoria sia quelli di Murta Maria che quelli di Loeri, quelli di Berchideddu. Ho quasi esaurito il cerchio. Guarda, io voglio salutare intanto Giovanna Gala, che è una delle tue colleghe, Giovanna Manca e Silvia Saraceni. Vi faccio un grande applauso, però è un applauso che comunque facciamo anche giustamente a tutti i genitori. Grazie a voi, insomma, che avete questi bambini così belli. Splendidi, e dovete esserne fieri. Adesso vedrete di cosa sono capaci. Allora, non raccontiamo niente, anche perché in televisione ci stanno guardando, quindi noi andiamo a fare ciò che dobbiamo fare. Assolutamente. Abbiamo già il microfono, abbiamo tutto. Mariella? Prego. Noi andiamo. Ma Gigi è d'accordo? Sì. Non credo, non lo so. Vabbè, Gigi, posso andare via con tua sorella? Oh, Gigi è andato. Approfittiamo, ne impegniamo. Signori, ci vediamo dopo. A più tardi. Soltanto chi me chi lo sa pesare motivo lana vorrei tu su pizzino fortunao li chigliavan sulla che tu pro dormire su manzano pede de porque tu rosicava mano mano curre curre vovore tu pesa sprurde un quintale vede un zone chi porque tu non ne poter manicare. Sinu de 3 años manicava già zanzone a sasole che ne affannos carchi prato e macarrones
a 6 anni andata in scuola e non vi entrati su banco che l'upone ne ha sola che non vi stato una fianco curre curre bobore giù pesa sprurde un quintale vede anzone chi porche giù non ne poter manicare sulle mani non ti mi nada mala ne sufrito su caente son zucchi yuki a tapala li vite ricostituente Deus o grasso in questo mondo capo sempre manicao mi preferio bello e tu che romaso e faticao curre curre povore tu curre curre romasare vede anzone chi porche tu non ne può manica